Ci sarebbe la mano di Giotto nei volti dei profeti, negli angeli in volo che reggono la corona di questa parete affrescata dietro alla Vergine con il bambino nella cappella della Madonna Mora della Basilica del Santo, sito che corrisponde all'antica chiesetta di Santa Maria Mater Domini in cui dimorò Sant'Antonio, il nucleo da dove si sviluppò la basilica. Un Giotto quasi invisibile a chi non lo sa cercare, ora illuminato dal riconoscimento dell'UNESCO alla città di Padova. Questo è uno delle chicche anche di questa basilica. Giotto è presente anche, sembra essere presente lui in persona oppure anche con la sua scuola, più probabilmente, sugli arconi anche dell'ex cappella Zabbarella, l'attuale cappella delle Benedizioni. È molto bello poter ospitare, oltre agli altri 4 cicli appunto della Urbs Picta, anche questi frammenti, questi lacerti di Giotto o comunque dei giotteschi dell'epoca, perché dicono dell'importanza di questo sito basilicale e anche il fatto che era perfettamente integrato all'interno dell'esperienza e della cultura padovana. Testimonianze di un fiorente centro in un secolo, il XIV, pronto a spiccare il volo verso l'umanesimo. L'impressione è che Padova all'epoca fosse una sorta di New York, sia per ricchezza, sia per potenza anche politica e sia per cultura. Per esempio nei cicli di Altichiero è rappresentato per ben 2 volte lo stesso Petrarca, quindi già questo ci dà lo spessore anche di questo umanesimo che nasce anche qui a Padova. Insomma, Padova è capitale culturale del 1300, con i signori da Carrara e le famiglie che ruotano attorno alla nobile casata a dare ricchezza e lustro, e la Basilica del Santo, cuore pulsante, ieri come oggi. Questi cicli di cui noi possiamo ancora godere ci dicono della capacità della città dell'epoca di potersi esprimere, di potersi riconoscere, di sapersi dire, raccontare nelle proprie dimensioni politiche, quindi del potere, nelle proprie dimensioni anche economiche, della propria ricchezza, ma soprattutto all'interno di questi siti anche in termini di valori sia civili sia religiosi. Teniamo presente che per Padova Sant'Antonio è il Thesaurus.